È morto dopo 2 giorni di agonia l'85enne travolto in bici domenica mattina a Treviso. È la nona vittima sulle strade della Marca in meno di 2 settimane. Si tratta di Ezio Renosto, cavaliere della Repubblica ed ex sindacalista. Lutto a San Giuseppe. La disperazione della mamma della ragazza che domenica a Pederoba ha travolto e ucciso Mario Vittante. Chiedo perdono per mia figlia, dice, migliorano le condizioni della moglie. Forse a causa di un boccone di carne troppo grande, un 41enne bellunese è morto soffocato a Bologna a cena con amici. L'uomo ipovedente era il figlio di Massimo De Valier, storico sindaco di Rocca Pietore. Travolto il 3 luglio scorso sulla Marmolada e ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso per le gravi ferite riportate. Stanno migliorando le condizioni di salute di Davide Carnelli, il posta della sorella. Chiuse le liste, inizia ufficialmente la campagna elettorale. 48 gli scranni a disposizione per i candidati veneti. Carlo Nordio e Flavio Tosi tra i nomi più pesanti. Candidati ed esclusi nel carroccio per Boff, gli stessi nomi del 2018. Vallardi, rimasto fuori, racconta: non sono stato nemmeno avvertito con una telefonata caduta di stile. Cordoglio nel mondo alpino trevigiano per la morte a 76 anni di Venturino Cagnato, storico rappresentante dell'ANA. L'11 agosto scorso aveva accusato un malore in montagna. Perdiamo un amico, le parole del sindaco Conte. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Come avete sentito dai titoli, ci sono molti fatti di cronaca di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, che ritorna anche questa sera in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Vi chiediamo incubo, astensione. Voi andrete a votare, se sì il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non andrete a votare, 0422 1626 690. Stanno già arrivando centinaia di telefonate, potete come sempre dirci la vostra, la chiamata è totalmente gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21:15 con Avarino in studio. Vi dicevo la cronaca, tanti i fatti, tante, troppe le tragedie sulle strade della Marca. È morto anche l'85enne investito domenica sulla Nualese. È morto dopo 2 giorni di agonia al Cafoncello Ezio Renosto, l'85enne investito da un'auto davanti alla chiesa di San Giuseppe domenica mattina. Si tratta della nona vittima trevigiana sulle strade in poco meno di 2 settimane. L'uomo si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto lungo la Nualese. Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti con 2 pattuglie, il ciclista stava procedendo in direzione aeroporto quando sulla stessa carreggiata è sopraggiunta l'Alfa Romeo condotta da un 70enne, anche lui residente in città. Per causa al vaglio della polizia locale di Treviso, l'auto ha travolto il ciclista sbalzandolo sull'asfalto. L'85enne è rimasto a terra privo di sensi mentre la macchina ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Dopo l'arrivo del suo M118 l'anziano era stato portato in codice rosso al pronto soccorso. Gli stessi agenti della polizia municipale sono in attesa di interrogare il conducente del mezzo, formalmente indagato, così come di conoscere gli esiti dei test alcolemici e tossicologici. Sposato con 2 figli, Renosto abitava in via Albertino da Corona. Una vita d'impegno, la sua culminata nel giugno 92 con il conferimento dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Dal 1960 al 1995 aveva lavorato alle poste, era stato direttore all'ufficio di Quinto, alternando il lavoro con l'attività nel sindacato di categoria della CISL, dove era stato segretario provinciale e componente del Consiglio nazionale. Un'esperienza che, una volta in pensione, Renosto aveva messo a disposizione dell'IPAB a Piani Turazza, prima come segretario, poi come dirigente, infine in qualità di economo, sempre a titolo gratuito. Profonda la commozione del consigliere comunale Antonio Dotto, che lo incontrava ogni sabato mattina. Una persona straordinaria, soprattutto per l'impegno, la dedizione, ma soprattutto per la sua saggezza. Uomo saggio e direttore saggio che molte volte mi ha dato dei consigli straordinari nella gestione amministrativa di questo ente. Però come persona saggia lui mi diceva sempre: ricordati, Presidente, che a una certa età dobbiamo prendere in mano la corona e lasciare gli incarichi. E lui ha fatto così, da signore.
E quella di domenica, come sapete, è stata una giornata maledetta, anche lo schianto di Pederobba, dove ha perso la vita una 64enne di Asolo, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita. Ai nostri microfoni la madre della 23enne alla guida dell'auto finita contro lo scooter. Chiedo perdono perché mia figlia ha involontariamente rovinato una famiglia. Queste le sue parole. Devo solamente avere il coraggio di chiedere perdono per quello che ha causato alla loro famiglia mia figlia. Queste le parole della mamma della 23enne originaria di Bassano del Grappa, che domenica era alla guida dell'auto che si è scontrata con lo scooter sul quale viaggiavano Mario Bittante e la moglie Maria Cristina Dalle Fratte. Nello schianto la coppia di Asolo è stata sbalzata dal mezzo finendo a terra. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. In gravi condizioni la 58enne trasportata al Cafoncello di Treviso. Le condizioni della donna, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, stanno lentamente migliorando. È ancora ricoverata in rianimazione e la prognosi resta riservata. Illesa la 23enne alla guida della vettura, sotto shock dopo la tragedia. È comunque provata perché si vede che si rende conto di quello che è successo, però c'è l'impotenza. Alla fine cosa si può fare con il dopo che è già successo? Il problema è che si dovrebbe prevenire, queste cose qua si dovrebbero prevenire. E così oggi per la madre, al sollievo per la figlia sana e salva, si contrappone il dolore per la morte di Mario Bittante. Non riesco a fare a meno di pensare come stanno vivendo loro il loro presente, che non è di certo uguale al mio. Cioè, mia figlia ha rovinato una famiglia involontariamente, ma ha rovinato una famiglia. La donna avrebbe espresso il desiderio di prendere parte alle esequie di Bittante, però dice: si rende conto che a volte però non è facile, sentendosi la controparte, di partecipare a certe situazioni che si potevano evitare alla fine. Si potevano evitare. Ascoltate le vostre madri quando vi dicono di non correre, è il messaggio della donna ai giovani. Rendersi conto che quando capisci che non ce la fai per qualsiasi motivo, anche solamente per il sonno, non ce la fai, fermati. Non è mai morto nessuno se si mette di lato dalla strada e si addormenta nel sedile. Ogni storia, va detto, è a sé stante, ma la disattenzione al volante è una delle principali cause di incidenti stradali. Guardate queste immagini del circuito di videosorveglianza della Polizia Locale di Treviso con il comandante Gallo, che ci fa un rapido calcolo di quanti interventi capitano al giorno. Emergenza incidenti stradali a Treviso. Da almeno 4-5 settimane il comando di polizia locale rileva ogni giorno dai 4 ai 5 incidenti. Quindi, calcoli alla mano, se in un giorno ci sono di media 4 incidenti, in una settimana sono 28, che moltiplicati per 5 settimane fanno 140. Tanti, troppi, considerando che si parla della viabilità di un comune come quello di Treviso. E poco importa che siano di lieve entità, quello che fa pensare è che nella stragrande maggioranza sono per disattenzione al volante. E non potrebbe essere altrimenti per un tamponamento come questo lungo Viale Europa, con l'Audi che non vede la Nissan rallentare perché davanti e diligentemente chi conduce ha fermato la Smart per lasciar passare una ciclista sulle strisce. E secondo il comandante Gallo la causa principale è nella quasi totalità dei casi il telefonino. Del resto la curva del Ponte della Gobba sul Put esiste da almeno un secolo, eppure il conducente di questa Yaris sembra non averla mai vista, considerando che va dritto dritto nello spazio fino a qualche anno fa occupato da un distributore. Un volo attutito in parte dalla recinzione ma soprattutto dalla siepe cresciuta negli anni. Immagini che devono far riflettere, pensando a cosa sarebbe successo alla ciclista se ci fosse stata solo l'Audi o se ci fosse stato uno scooter sulla corsia invasa dalla Yaris. Ma sono ancora troppi gli irresponsabili al volante e non solo per il telefonino. Solo nell'ultimo fine settimana le 2 pattuglie della polizia locale che hanno effettuato il servizio notturno hanno ritirato 2 patenti di guida, una tra cui con un conducente di appena 30 anni che aveva un tasso alcolico 1,17 grammi al litro, significa oltre il doppio di quello che è permesso dalla legge. Tra l'altro un record assolutamente negativo si è registrato qualche giorno fa, 2 giorni fa esattamente, quando una pattuglia ha fermato durante il giorno un conducente di motociclo che peraltro non aveva neppure conseguito la patente di guida per quel mezzo, che aveva un tasso alcolico di 2,66 grammi al litro, significa più di 4 volte il limite previsto dalla legge italiana.
Ve l'avevamo annunciata ed è ai nastri di partenza la campagna shock per sensibilizzare i giovani alla responsabilità durante la guida. Troppe davvero le stragi. La strage dei giovani ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale. Annunciata dal presidente della regione Luca Zaia una campagna shock per sensibilizzare i ragazzi sulla condotta durante la guida, pensando anche alla necessità di un'educazione alla responsabilità stradale. L'iniziativa si tradurrà nella diffusione di spot shock che verranno destinati ai social. È un'iniziativa che avevamo condiviso anche con Giannino Venerandi, il proprietario dell'Odissea. Sappiamo che Spresiano è nota per avere questo grande centro aggregativo e quindi può essere sicuramente il modo migliore per veicolare certi messaggi. Un trend in aumento, quello degli incidenti stradali, che vedono protagonisti giovani ragazze e ragazzi e che preoccupa amministrazioni e gestori dei locali. Agli inizi di settembre previsto un briefing per coordinare l'attività con tutti gli enti interessati. Effettivamente abbiamo avuto un'impennata in quest'ultimo periodo degli incidenti che spesso riguardano dei giovanissimi e adesso noi stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché questo fenomeno possa attenuarsi. Quando partiranno questi spot? Ma adesso, dopo le vacanze, dovremo fare un briefing in cui coinvolgere tutti gli enti sensibili alla cosa e poi dopo ci daremo un cronoprogramma per partire con questa campagna. Una campagna che partirà da Spresiano, un territorio notoriamente attraversato da numerose strade ritenute pericolose. È uno snodo viario piuttosto importante, trafficato e ahimè pericoloso. C'è da dire che comunque tutti i tratti stradali diventano pericolosi, soprattutto quando vi è disattenzione nella guida e magari anche alta velocità. E ha suscitato commozione e scalpore anche nel Trevigiano la morte in vacanza a Cuba del comandante dei carabinieri di Scorzè, il pescarese Germano Mancini, già vice comandante a Zero Branco. È morto il comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, 50 anni. Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di Ferragosto. Originario di Pescara, risiedeva a Noale. Fatale una crisi respiratoria. Le autorità locali stanno cercando di capire se il malore possa essere riconducibile a un'infezione da virus del vaiolo delle scimmie. A comunicare l'improvvisa scomparsa il Ministero della Salute cubano in un comunicato. Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, giovedì, è morto la sera del 21 agosto, domenica. Mercoledì aveva avuto i primi sintomi, ma inizialmente il militare aveva pensato a un malessere passeggero, scrive. Il giorno successivo, vedendo che invece la situazione non accennava a migliorare, si è rivolto a un medico. Da qui le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, tanto da richiedere il trasferimento urgente in terapia intensiva in ospedale. Mancini era a Cuba con alcuni amici. Separato, padre di un figlio, tornerà in patria al termine delle pratiche tra i due paesi. L'ambasciata italiana a Cuba, in stretto raccordo con la Farnesina e le autorità locali, si è messa a disposizione della famiglia del militare per fornire ogni possibile assistenza. Un altro caso che sta facendo discutere è quello della 60enne di Cassola, operata d'urgenza al Cafoncello di Treviso perché il pacemaker si era infettato all'interno del corpo. Operata d'urgenza al Cafoncello di Treviso perché in pericolo di vita. Si tratta di una 60enne di Cassola che nei primi mesi del 2021 viene trasferita dall'ospedale di Bassano a Treviso per sottoporsi ad un'operazione di estrazione del pacemaker in quanto si era infettato all'interno del corpo. Durante l'intervento però va incontro ad alcune complicazioni. Il rischio, se tu scendi eccessivamente nell'estrazione, è quella di portarsi via anche dei pezzi di cuore e quindi viene scientemente deciso, quando si fa la trazione, di lasciare dei microframmenti, come nel caso della signora, che non hanno mai cagionato
né nella fase acuta né ad oggi che siamo a agosto 2022 nessun danno e non come viene riportato, non ci sono né spade di Damocle né possibilità che possano migrare. Il pacemaker in questione era stato impiantato nel 2018. I microframmenti rimasti all'interno del corpo della donna, esattamente nel circolo polmonare, si trovano in un punto in cui, secondo gli esperti cardiologi dell'ULSS 2, non creano alcun problema o limitazione fisica alla sessantenne. Noi per i primi abbiamo comunicato ovviamente alla paziente ciò che era successo, perché per trasparenza l'abbiamo fatto, ma la signora non se n'era mai accorta. Quindi l'obiettivo dell'intervento è stato pienamente raggiunto e la salute della signora ne è testimonianza. La rimozione dei microframmenti, secondo il primario di cardiologia dell'ULSS 2, avrebbe al contrario portato dei rischi maggiori e di dubbio risultato. Il microcatetere, cioè quello che dava l'impulso elettrico rimasto nella parte dove era stato impiantato, ha una lunghezza di 6-8 mm. Il pezzo invece di filo, tra virgolette, rivestito, che è migrato distalmente nel circolo polmonare, che è già stato ampiamente assimilato, ha una lunghezza di 10-14 mm. Il rischio, se noi non avessimo al contrario asportato il pacemaker e gli elettrocateteri, è che la signora moriva di infezione. Sembra finalmente fuori pericolo Davide Carnielli, l'alpinista trentino coinvolto nella tragedia della Marmolada avvenuta lo scorso 3 luglio. Si sta risvegliando, ha detto la sorella sui social, e c'è la soddisfazione dell'ULSS 2. Felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio. Lo attende un lungo percorso di guarigione accompagnato dall'amore dei suoi familiari. È con queste parole che Valeria Carnielli, sorella di Davide, racconta i miglioramenti del fratello. Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo. Poche righe che però racchiudono tutta la gioia e la speranza per il futuro. Dato inizialmente per disperso, con il timore che fosse tra le vittime travolte dal seracco staccatosi dal ghiacciaio della Marmolada lo scorso 3 luglio, Davide Carnielli, 30 anni, è stato riconosciuto in ospedale dopo che il presidente Luca Zaia aveva chiesto ai sanitari del Cafoncello di scattare delle foto al paziente ricoverato nella rianimazione della neurochirurgia affinché fosse identificato. Residente a Fornace, dove è impegnato come consigliere comunale, Davide è molto noto nella comunità cittadina, che in queste settimane è stata vicina alla famiglia e che oggi torna a sorridere. Sollievo anche da parte del direttore dell'ULSS 2 Benazzi. Sono felice che ci sia questa ripresa, noi sono anche, soddisfatto del lavoro fatto dai nostri operatori, sì, della rianimazione e della neurochirurgia di Treviso, che hanno lavorato molto bene, e questa è una soddisfazione. Ed è proprio ai sanitari e a tutti gli operatori che nel post Valeria Carnielli affida parole di gratitudine. Saremo per sempre grati agli angeli del soccorso alpino e a tutti i medici e agli infermieri dell'ospedale di Treviso per le amorevoli cure prestate. Dopo circa un mese di ricovero all'ospedale trevigiano, Davide è stato trasferito al Santa Chiara di Trento per la riabilitazione. La politica ieri sera più o meno a quest'ora, la chiusura delle liste, facciamo il punto. Per alcuni è stato un parto difficile, travagliato soprattutto nel centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia si sono presi tutto il tempo possibile per limare, ricalibrare, equilibrare, trovare il giusto mezzo, non sempre riuscendoci tra diktat romani e esigenze di rappresentanza del territorio. Alle 8 della sera in Corte d'Appello si sono chiusi i giochi, 19 i simboli presentati, decine i candidati per 48 scranni a disposizione del Veneto. Prima del taglio i parlamentari erano 74, tanti i rappresentanti uscenti rimasti fuori dai giochi o che si ritrovano in posizioni non utili, soprattutto nella Lega. Franco Manzato e Angela Colmellere sono finiti in fondo alla lista, niente da fare per Giampaolo Vallardi, che in un post ha rivelato di aver appreso dalla televisione di essere rimasto escluso. Non sono stati ricandidati nemmeno Alex Bazzaro, Chetti Fogliani e Sergio Vallotto per Venezia. Sparita dai radar la rappresentanza per Belluno. Il Carroccio schiera quasi tutti i big uscenti tra uninominali e plurinominali, sia Camera che Senato. Ci sono Erika Stefani, Andrea Ostellari, Alberto Stefani, Ingrid Bisa. Tra le poche new
entri in posizione utile Gianangelo Boff, commissario della Lega Trevigiana e sindaco di Tarso. In Fratelli d'Italia si gioca la carta Carlo Nordio, candidatura di punta, accanto tra gli altri al commissario regionale Luca De Carlo, Raffaele Speranzon, capogruppo in Consiglio regionale Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir, la padovana Elisabetta Gardini. In Veneto correrà anche Isabella Rauti, ma non è l'unico nome non veneto di fatto blindato dai partiti. Forza Italia mette al sicuro Anna Maria Bernini, mentre la presidente del Senato Casellati dovrà giocarsela in Basilicata. L'altro nome in pole position è quello dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Nel PD i big nazionali in corsa a nord-est sono lo stesso segretario Dem Enrico Letta e l'eterno Piero Fassino. Blindati la trevigiana Rachele Scarpa, Alessandro Zan, padre dell'omonima legge sulla lotta all'omotransfobia, e lo stesso Andrea Martella, segretario regionale del partito. Coraggio Italia, la formazione di Brugnaro, schiera tanti volti giovani imprenditori, riconfermando Raffaele Baratto e dando molte chance a Martina Semenzato. Azione Italia Viva riconfermano i parlamentari uscenti Sara Moretto, Daniela Sbrollini, Davide Bendinelli, con Carlo Calenda che è posizionato al proporzionale al Senato a Padova. Nome di peso è quello dell'imprenditore Alberto Baban. Nel Movimento 5 Stelle pronta a correre di nuovo Barbara Guidolin, con la new entry Flavio Baldan che per l'alternanza di genere ha scalzato Orietta Vanin. In lizza anche la moglianese Cristina Manes ed Enrico Cappelletti. Più Europa si affida anche ai big Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino, accanto ai nomi del territorio Alberto Ruggin e Annalisa Nalin. Per l'Alleanza Verdi sì c'è Luana Zanella. Scende in campo per il partito animalista anche Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave, medico divenuto un simbolo per la sua lotta contro le politiche ufficiali sul Covid. Tra i neocandidati trevigiani c'è anche Gianangelo Boff, lo avete visto, sindaco di Tarso e commissario provinciale del partito dove si registrano delle tensioni. Così Boff ai microfoni di Lucio Zanato. Non mi aspettavo questa mia candidatura, è una richiesta che mi è arrivata proprio dalla segreteria regionale poche settimane fa. Questo è il primo commento alla conferma della candidatura alle prossime politiche che tra giusto un mese definiranno la nuova Camera e il nuovo Senato della Repubblica. In particolare per Boff il seggio di Montecitorio è dato per sicuro in un gioco ad incastri sulla quota proporzionale. Ma Boff è anche commissario provinciale che in queste ore sta raccogliendo i commenti di inclusi e degli esclusi, questi ultimi quasi tutti in quota zaiana. Io dico che quelli che sono nelle liste oggi, va fatta una riflessione, sono gli stessi che sono stati messi nelle liste 5 anni fa. Quindi o c'era questa distinzione anche 5 anni fa e le scelte anche 5 anni fa sono state fatte in questa direzione, ma al di là di qualche nome, e stiamo parlando di qualche nome in tutto il Veneto, tutti i nomi che sono espressi al netto di quelli della riduzione del numero dei parlamentari, però sono gli stessi nomi messi 5 anni fa. Quindi vuol dire che il problema era già 5 anni fa, allora se così la mettiamo. Evidentemente il commissario punta a calmare le acque piuttosto agitate, soprattutto nella Lega di Marca, anche per i tempi e i modi in cui sono arrivate o meno le candidature. Il senatore Vallardi ha scritto in un post, io l'ho saputo dalla televisione, non è bellissimo. Forse era opportuno una telefonata soprattutto agli uscenti. Ovvio che il momento in cui si chiudono le liste è un momento molto concitato. Anche in passato non ricordo molte persone che sapessero chi era in lista e chi non era in lista, ma lo si sapeva proprio le ultime ore, gli ultimi minuti, proprio perché genererebbe un po' il caos, quindi è una cosa che va gestita in maniera molto riservata anche per evitare poi che si creino complicazioni. Che comunque si rifletteranno durante la campagna elettorale, dove gli alleati, ma pur sempre concorrenti di Fratelli d'Italia, per l'uninominale di Treviso hanno puntato su un nome illustre per far tabula rasa di consensi nel centrodestra. Scelta per certi versi criticata dal commissario sindaco ed ora anche candidato. Il nome di Nordio è sicuramente un nome altisonante e rispettabile anche da parte nostra, voglio dire. È chiaro che però per chi fa politica, cioè l'attività politica non è prendere il personaggio famoso e candidarlo sulle liste, ma prendere chi sposa un ideale politico, chi sposa un'idea politica e far crescere un movimento. Tra i delusi c'è inevitabilmente Giampaolo Vallardi. Sempre Lucio Zanato ha raccolto la sua amarezza, la sua delusione. Più deluso per la non candidatura o per la non telefonata?
Ma entrambe, la non telefonata è una questione di stile, quello stile che forse qualcuno dovrebbe un attimino imparare, una volta c'era, adesso non c'è più e sicuramente tanto lavoro da fare, tanto lavoro svolto e quindi un minimo di delusione c'è. Senatore per la prima volta nel 2008 e una seconda nel 2018, ma non è stato rispettato il detto non c'è il 2 senza il 3 per il seggio a Palazzo Madama per Gianpaolo Vallardi, che non nasconde una certa apprensione per quei progetti che stava portando a termine e che ora inevitabilmente passeranno di mano. Abbiamo la ricerca sulla flavescenza dorata che la stavamo facendo con il CREA, un grosso problema per il nostro territorio, e abbiamo 2 grossissimi progetti di irrigui per il consorzio Piave, tanti milioni di euro in arrivo, e anche per il consorzio di bonifica Veneto Orientale. Ora Vallardi pensa già al futuro nel territorio, senza però allentare i contatti con i tavoli romani dove si prendono le decisioni. Tutto questo pensando già a dei giovani da far crescere, trasmettendo a loro non solo l'esperienza politica ma anche quella sociale. Sono in politica da 28 anni. È stata una bellissima esperienza, assolutamente ho avuto tutte le mie soddisfazioni e metterò al servizio quel po' di esperienza che sono riuscito a fare per tutti quelli che ne abbiamo bisogno. Perché per Vallardi ci sarà bisogno di ripensare la politica all'interno della Lega, soprattutto dopo queste elezioni. C'è una fase di transizione, anche per il mio partito deve ritrovare quell'identità che negli ultimi 4 anni abbiamo perso. Io spero anche in una svolta democratica all'interno della Lega. Quelle riunioni, quei congressi, chiamiamoli nel loro giusto modo, che non si fanno più, 5 anni che non si fanno congressi, poi portano a situazioni come quella che abbiamo vissuto adesso, in questo ultimo periodo, in cui qualcuno decide, giustamente, perché poi siamo tutti frutto di decisioni, ma però se sono democratiche sarebbe meglio. Non va tanto meglio in casa Dem, l'appuntamento, il rendezvous è alle 21 quando si riunirà la direzione provinciale del PD dopo i mal di pancia, le tensioni, le dimissioni seguite alla presentazione delle liste la scorsa settimana. Il segretario provinciale Giovanni Zorzi è intenzionato a rimettere la sua carica e quelle della squadra al direttivo, anche se non sono previsti colpi di scena. Il rendezvous sarebbe rimandato dopo le elezioni. Lo stesso Zorzi ha accettato comunque la candidatura di servizio proposta dal partito nel collegio di Castelfranco. La scorsa settimana, sabato, vi avevamo presentato il problema dei calcinacci che cadono dai piloni dell'autostrada 27 a Vittorio Veneto. Siamo ritornati per vedere se nel frattempo sono stati presi dei provvedimenti. Questi sono chiodi, sono tondini, basi di ferro, che cadono da circa 15 metri e sotto qui ci giocano i bambini con le biciclette e non oso immaginare un chiodo di queste dimensioni, un tondino che pesa 4 volte tanto in testa a un bambino, cosa possa provocare. Il problema del distacco dei calcinacci dai piloni dell'autostrada A27 alla frazione di Longhere di Vittorio Veneto va avanti da moltissimi anni senza che venga trovata una soluzione affinché il luogo possa essere messo in sicurezza. Dopo il nostro servizio della scorsa settimana di denuncia della situazione da parte dello stesso Piccin, abbiamo deciso di ritornare sul luogo per capire se sono stati presi provvedimenti. Tra un po' c'è un periodo in cui si andrà per funghi, questa zona qui, i chiodini ce ne sono assai, chi passa sotto queste autostrade qua mette a rischio la propria salute. Le autorità preposte alla sicurezza sono state tutte allertate della situazione, ma forse a questo punto servirebbe un intervento più decisivo anche da parte del prefetto. So comunque che i messaggi sono arrivati e speriamo che l'estate porti consiglio. Nelle vicinanze dei piloni autostradali si trova un campo di calcio molto frequentato dai bambini. Come si può vedere da queste immagini, un altro residente si occupa di ripulire il campetto dai calcinacci ogni giorno, oltre che i pezzi possono essere tranquillamente staccati dai piloni a mani nude. Non ci meritiamo tutto questo perché un po' la provinciale, la strada con tutte le bottiglie di vetro, che c'è di tutto. L'autostrada che rumori e cade di tutto, per cui questa zona meriterebbe un po' di più riguardo, insomma. Che cos'è che hai in mano in questo momento? Un pezzo di cemento armato, più o meno così occhio al peso 1,5 kg. Immaginate che cade in testa a un bambino, la porta del calcio è qui 10 metri. Dobbiamo aspettare che scappi il morto?
Ulteriore avvicendamento nei giorni scorsi all'interno del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, assunto infatti il comando della stazione di Conegliano il maresciallo maggiore Marco Florio, il sottufficiale classe 1977 originario di Cascia Perugia, sposato e padre di 3 figli, e si è arruolato nel 1998 come carabiniere. Quindi, dopo aver frequentato la scuola marescialli di Firenze, ha intrapreso una lunga militanza in comandi del Trevigiano, la tenenza di Oderzo, la stazione di Ponte di Piave, infine dal 2012 la stazione di Codogno quale comandante. Il maresciallo Florio è stato ricevuto, lo vedete, dal comandante provinciale colonnello Magro, che a nome dell'istituzione gli ha formulato i migliori auspici per l'impegnativo incarico nella città del Cima. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlarvi del lutto che sta riguardando in queste ore il mondo delle penne nere trevigiane. È morto Venturino Cagnato, 76 anni, era ricoverato all'ospedale Cafoncello dopo essere stato colto da malore l'11 agosto scorso in montagna. Commosso il ricordo del sindaco Mario Conte, alpino per eccellenza, attivo nel volontariato, sempre presente e propositivo nel rapporto con le istituzioni, vicino alla gente, alle iniziative, alla comunità, un amico dei trevigiani, un amico per me. Queste le parole del sindaco Conte. A maggio, tra l'altro, lo vedete, Cagnato era stato nostro ospite per raccontarci le sue emozioni in vista della dunata di Rimini. E adesso voltiamo decisamente pagina, leggeriamo i toni, andiamo a Resana. Anche per le vespe qui a Resana. Resana accoglie queste centinaia di vespe con i loro appassionati dei motori, delle 2 ruote. Più di 500 vespisti hanno partecipato al 9° Vespa Raduno a Resana la scorsa domenica. Ecco la novità di quest'anno. L'iniziativa è partita qualche anno fa tra un gruppo di amici, è cresciuta negli anni, adesso siamo al 9° Vespa Raduno di Resana, Memorial Max Fassina, è il primo raduno nazionale per il Vespa Club Resana. D'altra parte, se uno scooter è stato prodotto in molti milioni di esemplari dal 1946 ad oggi e ha fatto sognare e viaggiare intere generazioni, non può che suscitare grande entusiasmo. È una bella domenica di festa per il nostro comune. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca in primo piano, una tragedia, un boccone di carne troppo grande oppure mangiato troppo in fretta. Tanto è bastato domenica sera a Marco De Valier, ipovedente, per morire soffocato. La tragedia si è consumata in un locale di Bologna in zona Arcoveggio, mentre il 41enne originario di Roccapietore e nel capoluogo emiliano per lavoro da molto tempo si trovava a cena con gli amici. Inutili le manovre rianimatorie. Marco De Valier, figlio del compianto sindaco di Roccapietore Massimo De Valier, lavorava come impiegato all'Agenzia delle Entrate di Bologna. In passato aveva collaborato per l'agenzia immobiliare Dolomiti ad Alleghe, responsabile dell'Associazione Disabili Visivi dell'Emilia Romagna e la provincia di Belluno. De Valier aveva contribuito a promuovere il raduno degli sciatori ciechi ad Alleghe, manifestazione annuale che richiama sempre sportivi ciechi e ipovedenti da tutte le regioni d'Italia. Profonda la commozione. Un turista veneziano di 70 anni circa è ricoverato per un principio di encefalite nel reparto di terapia subintensiva della neurologia dell'ospedale di Feltre. All'uomo è stata diagnosticata un'infezione da West Nile, verosimilmente contratta fuori provincia. Il 70enne, che non è in pericolo di vita, ha avvertito i sintomi della malattia all'arrivo nel bellunese, nel territorio di Santa Giustina. Per la provincia di Belluno si tratta del primo caso di West Nile definito di importazione, perché al momento non sono stati rilevati
elevati eventi causati da zanzare infette. Sempre per la cronaca, un incendio nella notte ha danneggiato seriamente la pizzeria All'Ancora nella centralissima piazza Merlin a Trichiana di Borgo Valbelluna. Fortunatamente nessuna persona, come ci racconta Tiziana Bolognani, è rimasta ferita. Un forte odore di bruciato, talmente intenso da far scattare un allarme provvidenziale che ha evitato il peggio. Fiamme nella notte alla pizzeria All'Ancora in piazza Merlin a Trichiana. L'incendio è divampato attorno alle 3 ed è stato grazie alla telefonata di una persona che abita nel condominio che ospita la pizzeria che il rogo è stato circoscritto al forno per la cottura della pizza e al motore elettrico per la rotazione del piano cottura a cui potrebbero essere ricondotte le cause delle fiamme. Paura tra i vicini. Io abito giusto sopra la pizzeria. C'era odore di fumo? Sì, tanto sì. Mi sono spaventato, ho guardato se avevo chiuso bene tutte le finestre. I pompieri sono arrivati da Belluno, 9 operatori con un'autopompa, un'autobotte e il carro aria. L'incendio è stato presto domato, ma il lavoro di smassamento del materiale e i rilievi hanno fatto concludere l'intervento attorno alle 7 di questa mattina. Inagibili i locali, distrutto l'impianto elettrico, bruciato parte dell'arredamento, oltre ai danni causati dal fumo che risultano ingenti. Tutte le famiglie che risiedono negli appartamenti sovrastanti la pizzeria sono state svegliate dai vigili del fuoco che hanno proceduto a rilevare eventuale presenza di monossido di carbonio. Come detto, ad originare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito partito dal motore che aziona la rotazione del piano cottura. I tecnici dei vigili del fuoco hanno raccolto gli elementi che saranno utili per chiarire le cause dell'incendio. Parliamo di politica anche per il bellunese. I giochi sono ormai fatti con il deposito delle liste del Carroccio. Si è completato il quadro dei candidati alle prossime consultazioni politiche e per la provincia di Belluno è una vera e propria debacle. Purtroppo il taglio dei parlamentari così va a penalizzare le aree marginali, quindi noi siamo tra le aree marginali, però non mi aspettavo sicuramente che non ci fosse proprio così quasi nessun rappresentante nelle nostre liste. È una debacle, da qualsiasi parte la si guardi, la provincia di Belluno resta orfana di rappresentanti nel futuro Parlamento che si delineerà con il voto del prossimo 25 settembre. Se si esclude Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, il panorama delle preferenze per i bellunesi è ben lontano dai fasti dell'ultima tornata politica che portò a Roma 8 parlamentari. La delusione comprensibile serpeggia ed è trasversale. Dopo la legge sul taglio dei parlamentari, l'obbligo sarebbe stato ridisegnare i collegi salvaguardando i territori marginali, afferma il commissario della Lega bellunese Franco Gidoni. Il partito per la prima volta dal 93 non sarà rappresentato da alcun candidato bellunese. Ora bisogna pensare al dopo, commenta Gidoni, cominciando ad allacciare rapporti con chi ci sarà. Ma l'assenza di rappresentanti è trasversale, preoccupa la montagna. Siamo ai minimi storici, dice il presidente della provincia Roberto Padrin. Uno schiaffo alla montagna bellunese. Dovremmo comunque tirarci su di più le maniche un po' tutti noi adesso che abbiamo dei ruoli comunque di un certo tipo per cercare di trovare nuovi interlocutori, creare nuovi rapporti. Nel PD speranze svanite per l'uscente Roger De Menec e l'ex sindaca di Lamon Vania Malacarne, mentre sembra non tutto perduto per l'attuale consigliera comunale di Belluno Maria Teresa Cassol all'uninominale per la Camera, così come per l'ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin, capolista al Senato per Sinistra e Verdi. Difficile la corsa per Maisa Graziella Busatta, quarta nel proporzionale alla Camera per Forza Italia. In corsa per un seggio alla Camera c'è anche il consigliere comunale a Palazzo Rosso Daniele Trabucco, capolista nel collegio plurinominale della Camera per Italexit. È tornato operativo alla base di Pieve di Cadore l'elicottero Falco in fermo tecnico da venerdì scorso per problemi segnalati da un alert che ha imposto la sospensione dei voli sanitari. Al suo posto fortunatamente il servizio è stato svolto dall'elicottero di Dolomiti Emergency attivato in piena estate con base operativa Fiames di Cortina d'Ampezzo. I tecnici della società che ha in appalto il servizio di elisoccorso, la Babcock e quelli di Airbus si sono adoperati per trovare la causa del problema che è stato individuato e risolto. Ieri il fermo tecnico non programmato aveva costretto l'azienda sanitaria ad avviare nei confronti proprio della Babcock una contestazione con l'applicazione delle penali previste. In ultimissima battuta vi ricordo il sondaggio di Ring questa sera in studio con Ferdinando Avarino, incubo astensione. Voi andrete a votare se sì i
numero è quello in verde, 0422 16266691. Se no, non andrete a votare, avete già preso la vostra decisione, 0422 16266690. L'esito, lo ripeto, questa sera a Ring con i suoi ospiti, ovviamente in studio con il vice direttore Marco Schiesaro della Lega, Gianluca Schiavon dell'Unione Popolare, Alda Vanzan, collega del Gazzettino, Emanuele Alecci del Partito Democratico, Sara Moretto di Azione Italia Viva. Così e Ring questa sera con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15 su Antenna 3. Non ho particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Previsioni per mercoledì 24 agosto. Sul Veneto, tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. A partire dal pomeriggio, possibili addensamenti nuvolosi più consistenti sulle zone montane. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 17 e i 20 gradi, massime sui 29 e 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con presenza di qualche nube sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime comprese tra i 20 e i 22 gradi, massime intorno ai 30 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo stabile e molto soleggiato, con presenza di velature sparse e di passaggio nelle ore più calde della giornata, che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.